Paolo Pizzolato, poi parleremo anche del referendum per la separazione di Venezia da Mestre. Abbiamo anche tanti mestrini e tanti veneziani che dicono la loro. Più tardi, Pizzolato. Ma innanzitutto io vorrei portare la mia solidarietà a signor Pappalardo che ho sentito prima parlare. Vorrei dirgli soprattutto che c'è tanta gente ridotta come lui, forse addirittura anche peggio. Per cui è tutta la mia solidarietà e un messaggio che gli do è soprattutto questo. Stia vicino a quelli che ogni tanto fanno qualcosa per lei, ma soprattutto stia vicino a quelli che, come la sua categoria, perché la sua sta diventando una categoria, possono certe volte dargli una mano o potete fare gruppo. E adesso vi spiegherò perché dico fare gruppo, perché è giusto restare uniti, perché noi soprattutto veneti e italiani siamo abituati a lavorare sempre a livello individuale, individualisti, non portiamo mai a casa nessun risultato. Se voi guardate, come prima dicevamo, gli zingari e anche eventualmente gli immigrati, loro invece fanno sempre gruppo, si muovono in gruppo e noi abbiamo paura. Gli italiani e i veneti hanno tanta paura, è inutile nascondere questa cosa. Il coraggio è da parte solamente di poche persone, piccole persone, che poi vengono sempre condannate dai magistrati proprio perché sono italiane o sono venete. Vorrei dare un piccolo dato. 7 milioni e 200 mila persone sotto la soglia di povertà in Italia, 60 milioni di abitanti. 14 milioni e 400 mila persone vicine alla soglia di povertà, dati Istat, che vengono comunicati anche presso la banca dove lavoro, costantemente, continuamente, settimanalmente. 27% in meno di spesa all'interno delle farmacie da parte del ceto, quello che io dico medio-piccolo, che sono praticamente i pensionati e gli anziani, che preferiscono non curarsi più per cercare di mangiare, per cercare di tirare avanti. È giusto fare gruppo e fare unità in questo momento, perché noi italiani, ma soprattutto veneti, perché mi considero veneto prima di italiano, siamo stati completamente abbandonati dalle istituzioni. È stata una cosa vergognosa quello che è successo. Poi dobbiamo stare ben attenti quando andiamo a parlare di nomadi e di migranti. Loro sono un'entità che all'interno di questo paese, molto vergognosamente, sono assolutamente protetti. Voi provate a trovare uno zingaro a casa vostra e cercare di fare in maniera di poterlo fermare, soprattutto i ragazzini, quelli giovani, quelli piccoli. State attentissimi perché con le leggi attuali se potrete essere puniti per sequestro di persona è perché gli fate del male. Questo può chiedere i danni, perché sapete che in Italia è successo alcuni casi, anche in Veneto, che abbiamo avuto anche qui presenti queste persone a cui logicamente è successo questo, dove sono stati chiesti i danni. La vergogna di questo paese è proprio questo, innanzitutto, soprattutto in questo momento, proprio per poter iniziare. Ma la vergogna è un'altra. La vergogna è che parlavamo di nomadi prima, che diciamo non sono stanziali. Sono nomadi e viene permesso tutto proprio perché abbiamo alcune leggi a livello nazionale e a livello veneto che assolutamente non tutelano il cittadino. Se questo qui viene e arriva in un posto, tutti si preoccupano perché sappiamo perfettamente che i nomadi vanno a rubare. È inutile dircelo, cioè è una caratteristica del loro, del territorio da dove provengono, degli anni passati, fa parte della loro dottrina, fa parte. È inutile dire, non voglio dire che tutti siano così, ma sappiamo perfettamente che sono così. I migranti. Non dimentichiamo che nell'ultima finanziaria sono stati stanziati, abbiamo dovuto fare una correzione di 7 miliardi e mezzo, dove 2 miliardi e mezzo sono stati impiegati per gli esodati e per i pensionati. 5 miliardi, è bene che chi ci sta ascoltando sappia questo numero, 5 miliardi sono stati stanziati per cercare di far fronte alle spese nuove che abbiamo avuto con l'immigrazione. Qualcuno dice ma non possiamo lasciarli cadere tutti in mare, non possiamo lasciare che si anneghino, perfettamente ragione, ma se non abbiamo strutture per poterli ricevere non dobbiamo anche ogni volta farci sempre carico di quella che è la gravità di questo problema, perché siamo un paese da terzo mondo completamente abbandonato dall'Europa e dalla Merkel. Vi faccio un esempio, piccolissimo esempio, poi cesso. A Mira, dove abito io, abbiamo 2 centri che accolgono il doppio di migranti di quello che è previsto per legge. Tanta gente ha detto oh, che belli, che bravi siamo e tutto quanto. 2 anni fa i fratelli Gallina, 2 persone che abitavano poco distante da casa mia, sono morti e li hanno trovati in mezzo al liquame dei loro cadaveri dopo giorni per l'odore che veniva e perché il soffitto del vicino di casa iniziava a perdere questi liquami, dove erano chiusi dentro casa senza nulla da mangiare, senza più nessun tipo di sistema di assistenzialismo, dove i servizi sociali si erano dimenticati, il vicino di casa non gli importava assolutamente nulla, per carità di Dio, poi potrebbe essere che non li ha visti, qualcuno pensava fossero andati a lavorare in qualche altra parte e sono stati completamente dimenticati, anzi non c'era nemmeno la possibilità da parte del comune di seppellirli, dove una brava signora veneziana si è offerta, ha comprato le tombe e le ha seppellite lei. Questa è la differenza fra essere italiani, veneti e essere immigrati o zingari. Da una parte abbiamo gli immigrati e zingari che sono sempre tutelati da questa nazione e da questo governo, dall'altra parte abbiamo gli italiani e i veneti che sono stati dimenticati. Oltretutto, vorrei dire una cosa abbastanza grave, non dobbiamo dimenticare che in Veneto siamo rimasti completamente senza risorse. Qualcuno, perché siamo un paese molto dimenticone, come dico io, o desmentegon come si dice in dialetto, e non si ricorda più che 2 anni fa
La tesoreria della Regione Veneto è stata portata via ed è stata portata a Roma. Sì. Zaia e la Regione Veneto si è trovato con 70 milioni di euro in meno dove doveva far fronte a determinate spese. Qualcuno si lava la bocca adesso in questo momento che certe volte la Regione non può far fronte a questo o quell'altro. Anche loro hanno delle brave colpe, delle cose. Però bisogna fare presente che c'è stato qualcuno che li ha letteralmente rubati i soldi, portati via, perché le tesorerie di alcuni comuni e regioni, alcune, non tutti quanti, chissà come mai è successo la stessa identica cosa alle città metropolitane, sono state portate a Roma. Questa è la fine che sta facendo questo paese molto lentamente, dove io spero bene o male, almeno i veneti, possano un giorno rialzare la testa, capire questa cosa e fare veramente squadra per portare un Veneto indipendente o almeno autonomo.